Grazie. Allora, prima di iniziare con abbiamo fatto già l'insediamento dell'ufficio di presidenza. Alla mia sinistra Antonello Carta, consigliere nazionale, che tutti conoscete, il dottor Marino Argiolas, che è il nostro direttore sanitario, il nostro vicepresidente nazionale Fausto Aguzzoni, segretario Gianni Lussu, alla mia destra invece c'è Ignazio Porta, amministratore, e la presidente di Apis Gallura, Roberta Zedde. Prima di iniziare diamo la parola veloce perché la vice sindaca Vanessa Sanna e Don Antonello vorrebbero salutarci perché poi hanno altri impegni, che oggi abbiamo le comunioni, se non sbaglio, Don Antonello. Sì. Prego. Benvenuti a tutti. Ecco, credo che non ci sia bisogno di tante parole. Il vostro essere qui conferma il vostro essere donatori di vita. Allora il servizio che voi svolgete all'interno delle nostre comunità è un servizio che davvero va premiato. Allora adesso diamo la benedizione al labaro del comune di Budoni, ecco, questa associazione che si impegna, ecco, nel territorio di Budoni, che è composto da tante frazioni. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Dio, autore e perfezionatore della santità, tu chiami i rinati dall'acqua e dallo Spirito alla pienezza della vita in Cristo e alla perfezione della carità e del servizio. Guarda benigno i tuoi fedeli che ricevono devotamente questo labaro, a lode e gloria del tuo nome, in onore di tutti i santi. Fa che diventino sempre più conformi all'immagine del tuo Figlio, perché al termine della vita, con l'aiuto della Vergine Madre, possano entrare nella gioia della tua dimora. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, al ricordo del battesimo, l'adesione a Cristo Signore, crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Una giornata anche a voi, giornata di riflessione sicuramente, ma anche, ecco, di comunione nello stare assieme. Io purtroppo non sono donatore, l'ho fatto per un po', però poi ho mollato. Mi ricordo la prima volta che ho donato il sangue, l'ho finita con le gambe all'aria perché sono svenuto, però serviva il mio aiuto e quindi sono andato per questo motivo. Grazie davvero a tutti voi per l'impegno. Grazie. Ora diamo la parola alla vice sindaca Vanessa Sanna, che porta i saluti dell'amministrazione comunale di Budoni. Buongiorno a tutti, grazie in primis a tutti per essere qua, grazie per aver scelto il nostro comune per fare la 52esima assemblea regionale, per noi è un onore avervi qua. Io porto i saluti miei, del sindaco, dell'intero consiglio comunale. Un anno a febbraio, un anno fa, è nata l'Avis Budoni con grande gioia per tutti. Il comune di Budoni e tutti i volontari hanno sempre partecipato, soprattutto con l'Avis di San Teodoro. Era giusto dare una risposta al territorio. Il presidente Franco Muggiano io lo ringrazio davvero tanto perché si sta spendendo tantissimo, come lui, tutti i volontari e tutti voi che fate tantissimo per chi ne ha davvero bisogno. Chi ancora non capisce che donare vita c'è un problema, invece per fortuna io ho delle cugine che purtroppo hanno delle malattie
appena si può chiedono una mano e cerchiamo di darla a tutti. Io veramente mi fa davvero piacere, sono anche emozionata perché è la prima volta che abbiamo questa assemblea qua in comune, qua nel nostro territorio. Mi fa piacere che conosciate Budoni, chi magari non c'è mai stato. Spero che sia l'inizio, ed ne sono certa che sarà l'inizio di una grandissima collaborazione. Io vi auguro una buona giornata. Grazie a Franco ancora, davvero grazie per aver scelto Budoni a tutti. Buona giornata, buon lavoro. E grazie a tutti per quello che fate, davvero grazie dal cuore per tutto quello che fate. Grazie mille. Grazie alla vice sindaca. Adesso, prima di iniziare i lavori, casomai diamo già la parola a Franco Muggiano, che è presidente dell'Avis di Budoni, e proprio il saluto. Prego Franco. Buongiorno a tutti, scusate, anch'io sono come Vanessa un po' emozionata, sono abituato a queste... vi ringrazio tutti quanti della vostra presenza, che avete scelto Budoni, siete venuti qua nel mio paese, è un onore. Noi siamo una Avis giovane, come ha detto Vanessa, appena 1 anno e mezzo costituiti, fatto proprio da molti giovani, perché il mio paese ha molte persone che hanno bisogno di questo questione bene. Voglio ringraziare in primis tutti i donatori e le donatrici, che ogni volta che li chiamo, che c'è una raccolta, rispondono presente. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale per il loro supporto, che hanno sposato già da subito questa idea, la nascita di questa Avis. Siamo un po' inesperti ancora, però io devo dire grazie anche alla nostra presidente provinciale Roberta Zedde, Tomeo Bua, Francesca Camacci, anche Massimiliano Zafferano, che il supporto che ci hanno dato nella costituzione di essa. Un grazie voglio darlo anche a tutti questi che sono oggi qua presenti, al presidente regionale Vincenzo Dore, al consigliere nazionale Antonello Carta, al vicepresidente nazionale dottore Ussoni, che è qua presente con noi, e tutti quanti dello staff, che adesso spero di non dimenticare nessuno, che oggi partecipano a questa riunione. Un grazie a tutte le Avis che oggi mi onorano essere presenti nel mio territorio. Un grazie va anche all'Avis di cui facevamo parte per tanti anni, l'Avis, la nostra consorella San Teodoro, e alla sua presidente, la signora Cassandra Pilas. Mi dispiace che non sia presente così da di noi e mi auguro che la nuova presidente Isabella porti saluti da tutto il gruppo Avis di Budoni. Non mi voglio dilungare, scusatemi un po' l'emozione, adesso vi ringrazio veramente di cuore per tutto il lavoro che facciamo, con il nostro piccolo contributo fatto da tutti, senz'altro aiutiamo tante persone. Passo la parola a Vincenzo Dore, grazie e buona giornata a tutti. Grazie Franco, grazie ancora. Abbiamo una comunicazione di servizio. Da parte del Presidente della verifica poteri, i delegati che sono presenti e non abbiano firmato, oppure i delegati che sono delegati anche presidenti di sezione, se hanno firmato in tutti e due i verbali. Per gentilezza, chi non l'ha fatto vada a farlo. Diamo adesso la parola alla Presidente di Avis Provinciale Gallura, Roberta Zedde, che è emozionatissima. Buongiorno a tutti, benvenuti in questa bellissima location che è Budoni. Ringrazio tutti della vostra presenza. Non sto
a ripetere tutti i ringraziamenti che già Franco ha fatto per Budoni, ma valgono anche da parte della provinciale Gallura. Un saluto anche al dottor Argiolas e al dottor Murgia che ci fanno compagnia come ogni anno. Io volevo solo chiedere un momento, perché quest'anno è venuto a mancare il nostro Dario Annunziata dell'Avis La Maddalena e la nostra storica presidente di Golfaranci Elena. Elena e Dario sono stati due punti abbastanza fermi dell'associazione, quindi la loro mancanza si sente. Volevo ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità di organizzare il tutto, però il ringraziamento più grande va alla neonata Avis Budoni per il grandissimo lavoro che hanno fatto sia per l'ospitalità, per l'organizzazione e per tutto. Adesso lascio la parola al nostro presidente regionale, così diamo la possibilità di iniziare i lavori assembleari. Grazie a tutti per la presenza. Grazie Roberta, ci associamo anche noi al grado del lutto che ci ha colpito soprattutto sulla Gallura ultimamente, conoscendo sia Dario, una persona squisitissima, che anche la Presidente di Golfaranci. Cosa dire quando capitano queste cose? Non ci sono molte parole, solo che dire grazie per quello che hanno fatto e che ci sostengano lassù. Andiamo avanti, alle 10 avremo un'interruzione perché quest'anno abbiamo voluto fare un qualcosa di diverso. Siamo in collegamento con l'Assemblea regionale della Lombardia, così che ci collegheremo assieme. Loro hanno anche loro l'assemblea oggi, così che faremo pochi minuti di collegamento e poi andremo avanti con i lavori. Andiamo avanti con la nomina del comitato elettorale. 3 volontari per far parte del comitato elettorale, mai dovessimo votare. 3 volontari, su. 1, Graziano Agus. Un altro? Chiama dei giovani. È giovane Graziano, tu non lo vedi da come è giovane. Là in fondo? Non ti vedo. Metti a Giuseppe, dai, visto che nessuno si muove. Chi? Pirotti Ilverio. Piro. Ah. Ok, il terzo? Chi è? Ah, Nora Lunchina di Lavi Osilo. Ok? Lunchina. Grazie. Scusate perché ho un po' di mal di gola e oggi non riesco manco a parlare. Mi sto in botte. Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno, che è la relazione del Consiglio direttivo. Sarò molto breve, sapete che io sono abbastanza veloce nelle riunioni, nelle assemblee, così che cerchiamo di stare nei termini, così che andiamo a pranzo all'ora giusta, perché forse molti poi arrivano verso mezzogiorno e mezzo e iniziano a svincolarsi e a cercare già qualche aperitivo. Allora, autorità, signori rappresentanti dell'Avis Nazionale, dottor Fausto Aguzzoni, signori presidenti, delegate e delegati, amici, donatori, graditi ospiti, a nome di tutto il Consiglio direttivo e mio personale, porgo a voi tutto il più caloroso saluto di benvenuto e sentito ringraziamento per essere intervenuti nei lavori della nostra 52esima Assemblea regionale. Confermiamo quest'anno la gradita possibilità di poter celebrare il nostro appuntamento associativo regionale in familiarità e partecipazione, che come tutti sappiamo sono caratteristiche importanti
dei nostri momenti di democrazia associativa, dei quali siamo particolarmente orgogliosi. Grazie di cuore all'Avis provinciale Gallura che ci ospita, alle istituzioni che hanno voluto concedere il patrocinio ai nostri lavori assembleari e del conseguente riconoscimento dell'insostituibile funzione sociale che l'Avis garantisce. Non a caso Avis provinciale Gallura ha indicato come sede di svolgimento Budoni, che è la comunità che ha espresso l'ultima Avis comunale nata in questo territorio. In questa nostra relazione proviamo ad esaminare i momenti più significativi che hanno interessato la nostra vita sociale durante l'anno, gli avvenimenti che hanno scandito l'attività associativa e cercheremo di assicurare ai nostri lavori spunti di riflessione e argomenti che possano essere utili per il proseguo dell'Assemblea. Rimandiamo alla fine della relazione le tabelle riepilogative della nostra attività associativa che pur nelle quotidiane difficoltà operative che tutti conosciamo hanno avuto la capacità di assicurare che nel 2022 un insostituibile contributo al sistema trasfusionale sardo. I dati sulla raccolta di sangue confermano senza timore di smentire il nostro insostituibile ruolo nel sistema regionale, sangue al quale partecipiamo con ruoli e volumi di attività rilevanti. Ruolo che diventa di anno in anno sempre più importante, nonostante le grandi difficoltà operative del sistema trasfusionale regionale, causate dalla riduzione dei trasferimenti di emarsie da regioni eccedenti che pur avendo confermato degli invii programmati non sono riusciti ad onorare completamente gli impegni. Una situazione che da sporadica e limitata a determinati periodi dell'anno sta diventando strutturale. A tal proposito non possiamo non far presente che l'associazione quotidianamente affronta con l'unità di raccolta, con le strutture associative, numerose problematiche che il sistema trasfusionale non ha modo di fronteggiare, quali la carenza di personale, problematiche tecniche, sarebbero le connessioni, che molti di voi sappiamo benissimo quando siamo in raccolta non riusciamo a far partire puntualmente, perché? Perché non abbiamo la connessione non abbiamo il collegamento col centro trasfusionale, non ci funzionano le stampanti e ben altro. Voi, molti di voi soprattutto le sapranno queste cose, almeno su dove raccoglie il CT di Sassari, dove io anche mi occupo delle uscite, abbiamo grossissime difficoltà e questo io lo so quotidianamente perché voi puntualmente alzate il telefono e mi chiamate. Problematiche tecniche, limitazione negli orari di inizio, termine delle raccolte, trasporto del sangue, eccetera, eccetera, eccetera. È facilmente comprensibile quindi immaginare l'impatto che tale situazione ha determinato e determina su già fragilissimi equilibri all'interno del sistema trasfusionale sardo e di riflessi come tali disquilibri si stanno riversando sulle associazioni, che viene identificata da tutti come un soggetto operativo principale, se non anche unico. I dati comunicanti periodicamente dal centro trasfusionale sardo certificano che la Sardegna percentualmente è tra le regioni, se non la regione che cresce di più nella raccolta, con circa il 3,2%. Con soddisfazione possiamo confermare che tale incremento è merito dello straordinario impegno di tutta la nostra rete associativa, dei dirigenti di tutte le Avis comunali e provinciali, supportati dalla quotidianità operativa dell'unità di raccolta associativa di Cagliari e Sassari, un mondo di volontariato che sull'argomento della donazione del sangue si attiva quotidianamente con decine e decine di iniziative senza le quali il sistema sarebbe in quotidiano affanno. Nell'ultima la straordinaria affezione di tutti i donatori e di tutte le donatrici, che rispondono nonostante i problemi tecnici, i ritardi, le oggettive difficoltà in cui quotidianamente si fa fronte. Avis regionale per tutti questi motivi ha chiesto a più riprese alle istituzioni regionali la creazione di un tavolo tecnico che affronti in modo approfondito tutte le problematiche di un'attività così complessa. Confermiamo anche oggi in occasione di questa assemblea regionale questa richiesta all'assessore e all'assessorato alla sanità
della nostra regione come elemento oramai irrinunciabile e non più procrastinabile per il superamento delle difficoltà esistenti nel sistema e anche in vista del rinnovo delle convenzioni previste dall'accordo Stato-Regioni. Anche qui avremo qualcosa poi da rivederci. Ribadiamo ancora una volta, sperando quantomeno di essere ascoltati, l'assoluta importanza del buon funzionamento della struttura regionale e dell'attività del SRC, che deve svolgere sulle sue attività di indirizzo e di coordinamento tenendo conto dell'insostituibile ruolo che AVIS scopre come soggetto attivo del sistema. La nostra associazione, anche assolvendo agli obblighi di legge, si sta strutturando per rispondere alle esigenze del sistema regionale e ai bisogni della nostra comunità. Chiediamo che il nostro impegno sia riconosciuto e che un pari impegno venga dimostrato dalle istituzioni sanitarie regionali. A tal fine, la struttura tecnica di AVIS regionale costituita dal dottor Marino Giolas, direttore sanitario di AVIS regionale, e dal dottor Gianfranco De Sogus, referente e coordinatore dell'ufficio staff di direzione e sviluppo organizzativo. Qualità e formazione conferma ogni opportuna collaborazione e disponibilità finalizzata alla crescita per il miglioramento del sistema. In merito dobbiamo sottolineare il grande lavoro svolto da tutte le associazioni di ogni livello relativo agli adempimenti relativi alla trasmigrazione delle associazioni al GUNS. Qui è stato un lavoraccio per tutti, io penso che nessuno di voi non abbia avuto difficoltà nel doversi scrivere con tante telefonate che arrivavano quotidianamente a Francesca in segreteria, e posso immaginare molti di voi non erano all'oscuro, non sapevano neanche come iniziare, e credo che ancora qualcuno di voi deve ancora lavorarci. AVIS regionale Sardegna ha lavorato per mesi in collegamento e aggiornamento continuo con gli uffici territoriali della regione Sardegna, ai quali competeva l'istruttoria delle singole pratiche per le AVIS ad ogni livello. Tutte le AVIS comunali, provinciali e regionali hanno celebrato le assemblee straordinarie approvando gli statuti con le integrazioni richieste dagli uffici e hanno inviato alla RAS per la definitiva iscrizione al registro unico. Il percorso si è concluso con successo nei primi mesi di quest'anno, con l'adeguamento di tutta la nostra struttura associativa. Per amore di verità bisogna far presente che su questa vicenda ci saremmo aspettati un contributo diverso da AVIS nazionale, che in qualche passaggio in più di una circostanza riteniamo avrebbe potuto garantire maggior presenza e collaborazione per adempimenti di così tale importanza. Con il dottor Aluzzoni ieri ne abbiamo parlato, qualcosa ce la siamo chiarita, penso che porterà il nostro invito al Presidente Briola, le nostre anche piccole lamentele, dottor Aluzzoni, però sinceramente ribadisco che ultimamente siamo stati un po' abbandonati da AVIS nazionale. Altro aspetto che sta già impattando sulla nostra attività e la complessità della procedura di accreditamento della nostra sede prelievi, per la quale i costi relativi per inciso vengono sostenuti quasi completamente con fondi di bilancio da AVIS di riferimento. Ribadiamo che la nostra struttura tecnica è a disposizione da parte di tutte le AVIS, anche nel supporto per queste complesse procedure. Nonostante tutte queste difficoltà siamo soddisfatti del risultato ottenuto dall'AVIS provinciale di Sassari, che ha visto riconosciuta da parte dell'Università Sassarese la possibilità di far collaborare i medici specializzanti nell'attività di raccolta, così già da tempo avviene in provincia di Cagliari. Adesso qua ci stiamo muovendo a livello regionale affinché qui siamo riusciti ad avere due convenzioni con l'Università di Cagliari l'anno scorso e quest'anno con l'Università di Sassari affinché dessero un liberatore ai medici specializzanti. Adesso abbiamo il problema dei medici di base che sono in capo all'assessorato regionale, che a breve dovrebbero iniziare i corsi di formazione e dovrebbero sospendere le uscite con le nostre automoteche. Per noi sarebbe un grosso danno. Adesso abbiamo avuto un incontro questa settimana scorsa e ci hanno dato delle buone garanzie, probabilmente riusciremo a risolvere anche quello, altrimenti sia Sassari che Cagliari perderebbero dei medici specializzanti, sarebbe un grosso danno perché si rischierebbe di saltare diverse raccolte.
E non possiamo dimenticare questa stagione calcistica. Scusate, abbiamo confermato anche quest'anno una collaborazione oramai in essere da anni con CSV Sardegna Solidale, relativamente al progetto Servizio Civile che interessa decine e decine di sedi associative della Sardegna, con 54 operatori che daranno una mano all'attività associativa. Qui Giampiero Ferro stamattina mi ha mandato un messaggio, dice che sarebbe stato presente, probabilmente anche un impegno all'Istano, non so se riuscivo a fare tutti e due. E non possiamo dimenticare per questa stagione calcistica la collaborazione col Cagliari Calcio, che riteniamo con la disponibilità di 150 biglietti per ciascuna partita casalinga del Cagliari. Sia un grande segno di riconoscimento all'impegno dei nostri soci che comunque ci permette di sottolineare l'importanza della donazione di sangue in Sardegna. E infine abbiamo visto confermati, oltre che il finanziamento annuale per le attività associative, anche quello relativo agli assegni di studio per gli studenti meritevoli, seppur con un importo ridotto. E una notizia di qualche settimana fa, l'AVI regionale è destinataria di ulteriori finanziamenti per l'adeguamento della sede regionale, che è un po' vecchiotta, che dobbiamo sistemare, e per quanto riguarda, nonché per iniziative a carattere pubblicitario da sensibilizzare. Abbiamo ottenuto un finanziamento da 100.000 euro per la sistemazione della sede regionale e di 50.000 euro da distribuire in 2 anni per quanto riguarda la pubblicità, così che le provinciali possono stare tranquille che la pubblicità partirà a livello regionale e non avranno ulteriori costi, spese per quanto riguarda la pubblicità nelle loro sedi provinciali. Sperando di aver rappresentato al meglio le nostre associazioni, vi chiediamo di approvare questa relazione su quanto fatto nel corso dell'anno trascorso, unitamente al bilancio consultivo che tra poco il tesoriere vi illustrerà. Cosa dire? Io vi ringrazio tutti per il lavoro svolto quest'anno, come vi ho detto prima. Sappiamo quanto tempo impieghiamo, quanto tempo prendiamo alle famiglie, quanto tempo prendiamo alle nostre hobby, a qualsiasi cosa, pur di mantenere in piedi la nostra associazione. E questo non posso farvi che un applauso a tutti. Grazie a tutti per la sua attenzione e diamo la parola adesso al tesoriere. Buongiorno a tutti, io vorrei essere breve ma non è che ce la faccia tanto, quindi qualcosa c'è da spiegare. Innanzitutto, come avete potuto notare dalle agende che vi è stato dato, il bilancio quest'anno è completamente variato rispetto a quello dell'anno scorso. Questo perché l'associazione, l'organismo italiano di contabilità ha stabilito con la delega numero 35 gli schemi di bilancio da adottare, quindi noi ci dobbiamo adeguare a quelli, e soprattutto perché abbiamo superato i limiti di cui di 220.000 euro più i beni patrimoniali e via dicendo, automaticamente abbiamo dovuto fare un bilancio gestionale che è abbastanza lungo e complicato. Io vi leggo prima i numeri complessivi, poi del resto poi spiegheremo, perché la contabilità si divide in 2 settori ben separati: costi e onori di attività e ricavi, rendite e proventi associati di attività, quindi sono 2 cose distinte che poi vengono separate in costi e materie prime sussidiarie, godimento di terzi, personale e via dicendo. Quindi praticamente il bilancio gestionale dell'AVS regionale chiusa al 31/12/2022 chiude con un utile gestionale di 17.275 euro. Questo è il risultato globale. Poi, per quanto riguarda i costi di oneri di attività di interesse generale, nella prima parte ci sono materie prime sussidiarie di consumo e di merci che hanno un valore di 3.658 euro. I servizi hanno un importo di 4.054 euro, godimenti beni di terzi non ne abbiamo, personale 10.892. Su questo punto qui poi chiariremo anche alcune cose in base proprio a questa nuova normativa contabile.
Accantonamento finale 1.339 euro, accantonamento per rischi e oneri non ce ne sono, oneri diversi di gestione 170.364, quindi i costi riferiti al tabella A sono di 190.307 euro. Quindi abbiamo detto che oneri e costi sono tabella A, costi e oneri di attività di interesse generale, B, costi e oneri di attività diverse, costi e oneri di attività raccolta fondi, costi e oneri di attività finanziaria e patrimoniale e costi e oneri di attività di supporto generale. Allora, A1, materie prime, sussidiarie di consumo e di merci. Abbiamo fatto materiale di consumo per 206 euro, cancellerie stampati 2.320 euro, spese varie di gestione 2.485 euro, totale 3.658. Servizio di terzi, polizia sede 1.610 euro, prestazioni d'opera 177 euro, luce e acqua 1.275, telefono 420, assicurazione dirigenti e soci 572 euro per un totale di 4.054 euro. Personale, retribuzione 16.374, oneri diversi associativi e preventivi 4.383, INER 135, altri oneri meno 10.000. Ecco, qua iniziamo a dare una spiegazione. Praticamente con la nuova normativa è stabilito che tutte le spese che sono sostenute dall'associazione bisogna valutare quali sono realmente addebitabili all'associazione e qual è la percentuale che non vanno più addebitate all'associazione perché ha reso servizi ad altri. In questo caso noi ci riferiamo alla segreteria, perché la segreteria è quella che più ha dato una mano alle associazioni nostre consorelle. Adesso che sono stato proprio l'iscrizione al RUNS, deposito dei bilanci, l'hanno tempestata di telefonate per chiedere aiuto, come si fa, ci dai una mano eccetera, quindi ha dedicato molto del tempo della segreteria dell'AVIS regionale proprio per aiutare sia le consorelle, le varie comunali, i vari presidenti e anche i presidenti provinciali per andare avanti su questo lavoro. E noi abbiamo valutato che questo tempo che ha dedicato per fare questo lavoro abbiamo stabilito una percentuale che è un valore di 10.000 euro da mettere alla tabella numero 7. Alla fine poi la vedremo lì nella E. Quindi questo qui è stata la differenza, però il suo costo reale sarebbe stato di 26.000 euro e via dicendo. Cioè non è che lei è andata nelle sedi, gli hanno telefonato e lei molte volte ha risposto, ha dato delle spiegazioni, ha cercato di aiutare i vari consiglieri che gli chiedevano così di dare una mano e ha partecipato a questo lavoro che è abbastanza sostanzioso. Oneri di attività diverse non abbiamo fatto, costi e oneri di attività di raccolta fondi non abbiamo fatto, costi e oneri di attività sussidiarie patrimoniali su rapporti bancari sono 354 euro, che è la quota che noi paghiamo mensilmente per la tenuta a conto, più costi per bonifici bancari e via dicendo. Costi e oneri di supporto generale. Allora, personale abbiamo detto 10.000 euro, altri oneri 7.200. Anche qui abbiamo decurtato questi 7.200 euro dalla parte principale di oneri diversi di gestione, poiché non è vero che tutto quello che noi spendiamo come AVIS regionale sia solo per l'AVIS regionale. Testimone ne sia anche l'assemblea di oggi. Abbiamo preparato delle brochure, abbiamo preparato il fatto del trasporto e via di tutto, e questo però va a vantaggio, questi costi, anche delle sedi comunali che hanno partecipato con i delegati eccetera. Abbiamo stabilito un 5% solamente di questi costi che vanno dedicati alle varie comunali che oggi partecipano qui a questa assemblea, però era doveroso farlo perché la legge dice devi detrarre i costi che non sono proprio o tutti di pertinenza dell'associazione. Ricavi, redditi e proventi di attività. I ricavi sono dati in vecchia la prima voce, proventi di quote associative e apporti da fondatori. 42.503 euro, questi non sono altro che le tessere che le AVIS provinciali hanno versato all'AVIS regionale, che a sua volta deve girare e ha girato all'AVIS nazionale. Quindi prima la mettevamo come
partite di giro, perché mi entrano questi soldi che devo darli ad altri. Non esiste più la partita di giro in questo affare di bilancio, quindi automaticamente si deve mettere la parte dei ricavi e nelle ore diverse di gestione le tessere che noi abbiamo pagato all'Avis nazionale. Contributo da soggetti privati 2.559 euro. Questi qui non sono altro che noi, come notate, noi chiediamo un rimborso per quando vengono gli ospiti e partecipano alla manifestazione e non sono a carico nostro, quindi loro magari pagano la quota del pranzo oppure la quota della stanza eccetera. Questi sono soldi che sono stati ricavati in questo modo qui, non da delegati, non da presidenti, ma da ospiti che hanno partecipato all'assemblea che si è tenuta all'Anno l'anno scorso. Contributi da enti pubblici 180.000 euro. Non spaventi questa cifra, perché da questa cifra noi detraiamo una buona fetta che viene distribuita mensilmente a tutte quante le Avis provinciali, che poi è loro esclusivo parere se dare qualcosa anche alle Avis comunali oppure tenersi tutte quanto per sé per l'attività che devono svolgere. Ricavi e rendite da proventi di attività diverse non abbiamo, ricavi e rendite proventi di attività raccolta fondi non abbiamo, da rapporti bancari 74 euro. Questi sono gli interessi attivi che ci hanno dato nel corso del 2022, quindi una cifra che possiamo viverci tranquillamente. Totale dei proventi e ricavi 225.136 meno i 207.861 euro dei costi, si ha un utile gestionale di 17.275. Questo utile gestionale noi lo destineremo al patrimonio libero che sarà aumentato di questa cifra qua. Quindi io nel consuntivo avrei finito anche, adesso vediamo un po', lo facciamo vedere il tutto. Sì, allora 2 minuti di interruzione. Come vi avevo accennato prima, interrompiamo un attimo i bilanci da parte del tesoriere, diamo la parola perché Giampiero deve andare via perché ha un altro incontro a mezzogiorno a Oristano e credo che abbia un po' di chilometri da fare. Così lo salutiamo velocemente, ci dirà qualcosa e poi lo salutiamo. Grazie Giampiero. Si sente? Buongiorno a tutti, vi chiedo scusa per questa intromissione, però doverosa perché salutare il popolo avisino e voi che lo rappresentate qui in questa 52esima assemblea regionale mi pare che sia un compito assolutamente irrinunciabile anche da parte mia come responsabile di Sardegna Solidale, soprattutto nei confronti dei tanti di voi che sono soci diretti di Sardegna Solidale e delle tante Avis che fanno parte dei progetti di servizio civile universale promossi proprio da Sardegna Solidale. Ringrazio pertanto il vostro Presidente regionale, Vincenzo, per questo pressante invito, anche se è capitato in una giornata un po' difficile per me, per incastrare diversi appuntamenti. Saluto te, salutando tutte le Avis con te e tutto il Consiglio regionale dell'Avis. Permettetemi un saluto particolare al vostro consigliere nazionale, che è anche vicepresidente di Sardegna Solidale, quindi lavoriamo insieme, e poi tutti gli altri che ho qui davanti, che conosco per nome e cognome, con i quali lavoriamo insieme da tempo. Un mese fa sono stato per una settimana in Ucraina e in modo particolare sono stato 3 giorni a Leopoli e 3 giorni a Kiev. Ho incontrato una realtà che tutti quanti voi potete immaginare, leggermente diversa da quella che descrivono i nostri telegiornali, ma ho incontrato soprattutto delle persone che poi hanno avuto la pazienza, la disponibilità di portarmi con loro a fare le attività che fanno tutti i giorni. In particolare Monsignor Eduard Cava, che è vescovo ausiliare di Leopoli,
e Monsignor Alessander, che è vescovo ausiliare di Kiev. Sono i due responsabili dei soccorsi umanitari per tutta l'Ucraina e quindi corrono da una parte all'altra in questi villaggi che oggi stanno vivendo la tragica esperienza della guerra. Ma ieri è arrivato in Sardegna l'arcivescovo di Leopoli e a mezzogiorno abbiamo l'incontro a Oristano proprio con lui. Domani mattina ci avrà l'incontro con la stampa nel seminario di Cagliari. Domani sera celebrerà nella Basilica di Bonaria, essendo domani la festa della Madonna di Bonaria, patrona massima della Sardegna. E mi sembra scorretto non essere con lui stamattina, e quindi vi dovrò lasciare subito dopo il mio intervento, proprio per questo calore, questa accoglienza, ma anche questa esperienza che un mese fa ho vissuto con loro proprio in Ucraina. Ma c'è un'altra, tra virgolette, guerra che volevo rappresentare brevemente in questa assemblea dell'Avis, ed è la guerra sul volontariato o contro il volontariato nella nostra regione, che si porta avanti da quasi 4 anni, dal 2019, quando l'organismo nazionale di controllo, con un disegno ben stabilito, ha deciso che Sardegna Solidale andava cancellato. Hanno trovato un pretesto, permettetemi, ridicolo, per poter dire che Sardegna Solidale non poteva essere accreditata. Abbiamo fatto i nostri ricorsi giudiziari, che sono tutti ancora in itinere. Loro nel frattempo hanno fatto un bando e hanno costituito e fatto costituire un'organizzazione concorrente e contraria a Sardegna Solidale, fatta di associazioni soprattutto di promozione sociale. Di volontariato, permettetemi, non ce n'è praticamente nulla. Tant'è che hanno sbagliato anche il loro atto costitutivo. Si sono costituiti in 16 associazioni, 16, 10 ODV e 6 APS, contraddicendo l'articolo 32 del codice del terzo settore, che dice che se ti costituisci come ODV puoi avere anche organizzazioni non ODV come i tuoi soci, ma non possono superare il 50% delle ODV. Oggi sono molto meno, perché 2 di queste associazioni, sono 15 in totale, 15, Sardegna Solidale 281 associazioni. Di questi 15, 2 sono già andati via, sono dimessi, sono 13, e una da ODV è passata ad APS. Quindi quell'equilibrio dell'articolo 32, ancora una volta, totalmente contraddetto. Ma le cose più clamorose sono successe in quest'ultimo anno. Nel primo bando abbiamo partecipato noi e quella organizzazione appena nata, in maniera, ripeto, illegittima, hanno partecipato dichiarando di essere un ente di terzo settore. Voi ormai sapete tutto sul codice del terzo settore. Un ente di terzo settore è un ente iscritto in uno dei registri ODV o APS o ONLUS. Bene, questa organizzazione non era iscritta da nessuna parte, quindi non aveva nessun requisito per partecipare a quel bando. E invece cosa è successo? Li hanno fatti partecipare e li hanno fatti vincere. Una cosa vergognosa, la sto dicendo a voce alta e me ne prendo tutta la responsabilità perché l'abbiamo denunciata, questa cosa. Per ora solo a livello amministrativo e speriamo che rimanga lì. Hanno incassato il colpo, hanno fatto un atto di autotutela e hanno annullato quei provvedimenti, ma gli hanno detto: siccome però vi abbiamo detto che eravate accreditati, potete continuare la vostra attività, che non era neanche iniziata. Si fa un nuovo bando con la velocità che non immaginate, supersonica, un bando che aveva un mese per preparare i documenti e presentarli, perché tanto sapevano già come doveva andare. Partecipiamo di nuovo noi e quella organizzazione di cui ho parlato. E questa volta non ci hanno potuto dire che i nostri documenti non erano in regola, ci hanno dovuto ammettere a malincuore a quel bando, solo che nella valutazione 73 punti a quell'associazione
e 63 punti a Sardegna Solidale. Chi è sotto i 70 punti è fuori. Quindi noi eravamo fuori. Abbiamo semplicemente fatto l'accesso agli atti e andando a guardare, ce li hanno dati appena un mese fa, andando a guardare di nuovo le carte di questa organizzazione, scopriamo che hanno dichiarato 15 soci diretti e 489 soci indiretti, ma di qui che dovevano essere tutti enti di terzo settore per regolamento e per bando. Di questi 489, oltre 350 non sono enti di terzo settore. Quindi ancora una volta è stato ammesso, fatto partecipare, fatto vincere un organismo che non aveva i requisiti né per partecipare e quindi tantomeno per vincere. Scusate, siccome sono anche referente regionale di Libera, la battaglia per la legalità non passa solo attraverso gli schemi di bilancio che ci devono imporre a tutti i costi o le iscrizioni al RUNTS, che pare essere diventata l'unica attività che preoccupa i volontari. C'è molto altro. Ci sono i diritti, ci sono le regole, ci sono soprattutto le relazioni sulle quali noi continuiamo a insistere, e io su questo non smetterò di ringraziare l'Avis per aver voluto sostenere questa azione. Ma noi sulla legalità qualcosa la dobbiamo dire. Allora l'abbiamo fatto l'altro giorno in una riunione che abbiamo fatto a Oristano, lo ripeto in questa assemblea: di fronte alle irregolarità e alle illegalità così lampanti non possiamo tacere. Facciamo tutti gli atti che servono, quelli giudiziari, amministrativi, speriamo che non ci sia niente di penale, per carità, poi se c'è lo scopriranno i giudici. Perché per esempio nell'organismo territoriale di controllo, che è costituito di 7 membri ma di fatto di 6, perché uno non si è mai presentato, 5 sono componenti di associazioni firmatarie dell'altro progetto. Quindi sono quelli che devono valutare qual è il progetto migliore fra i due. Non so come si chiama a casa vostra, ma nelle leggi italiane si chiama conflitto di interesse. Chiarissimo, lampante, con nomi e cognomi, e quindi siamo di fronte a delle cose incredibili che non sono ancora uscite pubblicamente, che stanno solo circolando all'interno del nostro mondo, ma molto velatamente, perché quei signori che hanno fatto questa operazione di queste notizie hanno terribilmente paura. E oggi sono terribilmente impressionati dal fatto che di fronte a un nuovo ricorso, dentro il quale devono dichiarare che 350 enti che non sono di terzo settore lo sono comunque per loro, altrimenti devono di nuovo, per la seconda volta, invalidare tutto e rifare di nuovo altri bandi. Una vergogna nazionale, permettete. È una guerra, tra virgolette, non è l'Ucraina questa, che si combatte su principi intorno ai quali noi volontari non possiamo non essere a conoscenza e non possiamo non prendere posizione. La riforma del terzo settore l'abbiamo voluta tutti, ma nessuno immaginava che fosse la riforma che centralizzava i poteri intorno a questo mondo. Abolito l'osservatorio regionale del volontariato, abolita l'assemblea regionale del volontariato, abolite le conferenze regionali dei volontariati, abolita l'osservatorio nazionale. Che cosa è rimasto? È rimasto un Consiglio nazionale del terzo settore con 26 membri a Roma. Punto. Sul controllo dei CSV c'erano i comitati di gestione in ogni regione, con esponenti delle organizzazioni di ogni regione. Abolito tutto. C'è un organismo nazionale di controllo, 13 persone a Roma. Altro che semplificazione. Questo si chiama centralizzazione. E penso che questa cosa verrà fuori in maniera anche forte nel momento in cui ridiscuteremo la cosiddetta autonomia differenziata di cui questo governo vuole proporre un decreto, con tutte le attenzioni che noi dobbiamo fare, visto che un'autonomia speciale dal 1948 ce l'abbiamo nella nostra regione, ma oggi con le mani legate, anche perché, permettetemi, la politica sta facendo molto poco, per non dire nulla,
perché questa autonomia venga fatta valere. Ecco, allora, su questi principi e su altri sui quali non mi soffermo, di cui voi siete maestri più di me, il tema della gratuità, il tema della partecipazione, il tema del coinvolgimento delle giovani generazioni, il tema della promozione del volontariato, ma soprattutto per voi e per noi, per tutti, il tema della donazione e del dono. È un tema in questa società ormai bandito, perché è un tema scomodo, è un tema difficile e voi siete testimoni quotidiani di questi valori. Io credo che se continueremo questa strada, caro Vincenzo, lo dico a te per dirlo ad Antonello e per dirlo a tutti voi e a tutti noi, io credo che anche questa battaglia, che è una battaglia, permettetemi, di civiltà e di legalità, riusciremo a vincerla. Vi auguro una buona assemblea e buon lavoro nelle vostre Grazie. Grazie a Gianpiero, era doveroso che lui più di qualcun altro sapesse illustrare le problematiche che ci sono all'interno del CSV e credo che abbia fatto piacere con tutti sentire veramente proprio la storia vera di come si sono svolti i fatti e di come si stanno svolgendo, purtroppo, dico purtroppo perché sta andando tutto su un altro verso che noi speravamo. Continuiamo ancora con stiamo aspettando, siamo in fase di collegamento penso con Milano, con la Lombardia per la loro assemblea, un collegamento da fare insieme con loro. Andiamo avanti con l'amministratore che avevi finito con il consultivo, vero? Grazie. Okay. Andiamo avanti col preventivo.